picchiava e minacciava i giovanissimi studenti tra i 5 e i 10 anni che frequentavano le lezioni di religione islamica in un centro culturale. 23enne imam del Bangladesh arrestato dalla Digos di Padova. La polemica sulla richiesta di menù islamico in una scuola di mestre, coro di no dalla regione, chiusura anche dalla console onorario del Bangladesh. Tra i 23 disegni di legge collegati alla manovra da 30 miliardi presentata dal governo c'è anche quello sull'autonomia, ma è scontro sui livelli essenziali di prestazione. Scettico sulla manovra ieri sera l'onorevole Marina Aring. Conte dice diventa il liquidatore d'Italia. Così si mette in discussione l'amicizia, vista la nostra ospitalità alle loro basi. Il governatore Veneto Luca Zaia duro con gli USA per le ripercussioni dei dazi sui prodotti made in Veneto. Ancora sangue sulla Romea, 68enne di Chioggia si schianta contro un camion, la tragedia ieri sera tra Campagna Lupia e Codevigo. Il cassone del camion che sventra l'autobus carico di ragazzi spezzando 7 giovani vite, oggi a Varago di Macerata, il ricordo di una strage mai dimenticata. Ho sempre lavorato, la ricetta di Adelaide Papparotto, fresca centenaria di Villorba con un'energia da vendere, la sua festa di compleanno trasformata in un evento di paese. Telespettatori di Antena 3, buongiorno e bentrovati. La prima edizione dei nostri telegiornali si apre con la cronaca dell'arresto da parte della Digos di Padova di un giovane 23enne imam del Bangladesh che operava a Padova, arrestato perché secondo gli inquirenti picchiava, minacciava i giovanissimi studenti di religione islamica in un centro culturale, bimbi tra i 5 e i 10 anni. Il blitz è scattato nelle ultime ore, ci aggiorna in diretta la nostra Valentina Visentin da Padova. Valentina. Buongiorno da Padova, operazione della Digos che questa mattina ha arrestato un 23enne imam che teneva lezioni di religione islamica nell'associazione culturale Bangladesh Cultural Center di via Jacopo da Montagnana all'Arcella. Secondo quanto chiarito dalle indagini, il giovane imam maltrattava i suoi allievi di età compresa tra i 5 e i 10 anni che gli venivano affidati per ragione di educazione. Abusando del suo ruolo di imam, li colpiva ripetutamente con pugni anche alla testa e strattonandoli e rivolgendo loro minacce. Ulteriori dettagli nelle edizioni serali dei nostri telegiornali. Da Padova è tutto, restituisco la linea allo studio. E ci sono già le prime reazioni, la conferenza stampa è ancora in corso da parte dei carabinieri a quanto avvenuto in queste ore a Padova. La reazione del sindaco di Padova, Sergio Giordani, che dice i bimbi non si toccano, un ringraziamento e i miei più sinceri complimenti alla Procura e alla Digos per il lavoro di indagine che ha portato ai provvedimenti di questa mattina. I bimbi non si toccano e questo lavoro intelligente delle istituzioni per circoscrivere e reprimere fenomeni inaccettabili è il primo pilastro di una positiva integrazione, così dice il sindaco di Padova Sergio Giordani. Al sindaco di Padova invece si appella il senatore della Lega Andrea Ostellari, il senatore padovano, che dice il comune chiuda la moschea di Padova, non può integrare a tutti i costi chi vuole disintegrare la nostra comunità. Gli italiani lo hanno capito da un pezzo, la sinistra dice ci arriverà mai. Questa è la polemica del senatore della Lega Andrea Ostellari. A proposito di polemiche, c'è un'altra polemica legata in qualche modo all'Islam, ma riguarda invece il menù scolastico, la polemica con la richiesta di un genitore in una scuola di mestre, ma è arrivato dalla regione, non solo dalla regione, un coro di no. Cari genitori musulmani, se voi volete mangiare la carne halal, ve la andate a mangiare nei vostri paesi dove è il Corano che determina la legge, la norma. Nel paese in cui vivete oggi, cioè l'Italia, e nella regione in cui vivete oggi, cioè il Veneto, le leggi le fa la regione, le fa il Parlamento, non le fa il Corano, per cui noi dobbiamo rispettare le leggi, le norme delle istituzioni, non di un libro religioso. L'assessore leghista Marcato risponde così alla richiesta di un gruppo di genitori bengalesi con i figli frequentanti la scuola Giulio Cesare di Mestre di poter inserire nel menù della mensa la carne halal, una vicenda che sta scatenando non poche polemiche, soprattutto per le modalità di preparazione di questa carne. Questa carne halal è una carne che per essere tale la bestia deve essere macellata secondo un rituale, vado a leggere, ovvero seguire le linee guida tradizionali indicate dalla Sunna, quindi Corano. Gli animali devono essere coscienti al momento dell'uccisione, bellezza, che deve essere procurata l'uccisione recidendo la trachea e l'esofago e sopravvivere
per il dissanguamento completo dell'animale, cioè l'animale è vivo finché completamente non viene dissanguato. Io la trovo una atrocità assoluta questa. Se l'agnello viene ucciso da un macellaio italiano, apriti cielo. Se gli animali vengono trucidati con enormi sofferenze senza rispettare, questo non è un problema, ma fatemelo capire. In ogni caso, un messaggio lo voglio dare chiaro anche ai dirigenti scolastici e a chi adesso sta cercando soluzioni. Non c'è nessuna soluzione. La carne halal te la vai a mangiare nel tuo paese? Sulla questione è intervenuto anche il console onorario veneto del Bangladesh. Tale richiesta non può essere accolta perché non fa parte, non rientra nella normativa vigente e la sentenza 20.504 del 2019 delle sezioni unite ha perfettamente chiarito che il progetto formativo scolastico, che comprende anche la fruizione del servizio mensa, è un progetto che deve rispettare il principio di uguaglianza, che non deve creare discriminazioni. E poi c'è un'altra polemica, stavolta nel Padovana, 90 Padovana, con i profughi che erano ospitati nell'Hotel Paradiso, che hanno lasciato la struttura, ma è scontro politico perché la Lega divulga un video in cui dicono che in 5 sono scappati, il sindaco replica: sono soltanto fake news. Erano arrivati qui nell'ottobre del 2015 tra polemiche e contestazioni. Dopo 4 anni all'interno dell'Hotel Paradiso i profughi lasciano la struttura alberghiera di Noventa Padovana e anche in questo caso le polemiche non sono mancate. Eccoli mentre salgono nel pullman messo a disposizione dalla prefettura per portarli nelle loro nuove destinazioni a Torreglia ed Este. Erano 60 4 anni fa. Durante l'emergenza sbarchi le stanze dell'Hotel Paradiso hanno ospitato fino a 90 richiedenti asilo. Nell'ultimo periodo i numeri erano scesi a 36. Poco prima del trasferimento però il consigliere comunale della Lega e vicepresidente della provincia Marcello Bano ha denunciato la fuga di 5 profughi. Abbiamo ripresi stamattina che erano andati in via Tazzoli in una palazzina dove ci sono già dei nigeriani, quindi di fatto una parte sono già usciti per andare in questa palazzina, quindi non si sta risolvendo assolutamente la situazione. Secondo il sindaco Alessandro Luigi Bisato questa è una fake news. Come previsto dal programma stilato dalla prefettura, oggi dovevano spostarsi 31 persone e 5 domani. Di queste 31, 29 sono salite sui pulmini, sono arrivate quindi a destinazione. Un ragazzo era sotto cura farmacologica, nulla di grave, ma insomma si sposterà nei prossimi giorni in accordo con la cooperativa. Il 31esimo ha deciso, per sua scelta, di uscire dal sistema di protezione. Bano mostra anche il video in cui si vede uno dei richiedenti asilo trasportare una grossa valigia all'interno di un condominio poco lontano dall'Hotel Paradiso. Non vogliono essere trasferiti a Torreglia e quindi sono andati in questa palazzina. Il primo cittadino Bisato, che come il consigliere Bano riveste un ruolo nella squadra di governo della provincia di Padova, non accetta le accuse. Risulta che 2 persone abbiano consegnato propri indumenti a persone che nel frattempo hanno conosciuto. C'è stata una verifica, non c'è materiale che non sia lecito in quei borsoni. Questa caccia mediatica che si è costruita per tutta la giornata, tra l'altro da un rappresentante delle istituzioni che oltre ad essere un consigliere comunale di minoranza a Noventa Padovana è il vicepresidente della provincia, va chiarita. Non se ne può più di essere alla mattina di lotta e al pomeriggio parte delle istituzioni. Ho chiesto un chiarimento in tal senso. Restiamo nel Padovano, a Padova, ma per tornare alla cronaca, un violento scippo e un'anziana che appunto viene aggredita. Aggredita in pieno giorno e in pieno centro, vittima un'anziana che è stata scippata e picchiata mentre saliva in auto all'interno di un garage privato dove aveva posteggiato la propria automobile in via Giotto. La donna, 72enne, residente nel quartiere Forcellini, è stata sorpresa alle spalle da uno sconosciuto che le ha strappato con violenza la collanina. La signora ha reagito al tentato furto ed è stata malmenata, colpita con un pugno in faccia che l'ha fatta cadere a terra. Il malvivente è riuscito a fuggire mentre la vittima dell'aggressione è stata aiutata da un vicino che ha sentito le sue urla disperate. La donna è stata portata in pronto soccorso a Padova. In serata i medici hanno deciso il ricovero dato che le sue condizioni si sono aggravate. I poliziotti giunti sul posto stanno visionando le immagini delle telecamere di videosorveglianza per risalire al bandito. La politica adesso, tra i 23 disegni di legge collegati, cosiddetti collegati alla manovra da 30 miliardi presentata nelle ultime ore dal governo, c'è anche un disegno di legge, un collegato sulla autonomia
ma è scontro intanto in queste ore sui cosiddetti livelli essenziali di prestazioni. Il LEP, Zaia ha detto nelle ultime ore, è assurdo che diventino un alibi per bloccare l'autonomia. Intanto sulla manovra da 30 miliardi si sta discutendo in queste ore. Scettico ieri in particolare ovviamente il centrodestra, ma in particolare l'onorevole Marco Marin di Forza Italia, che era tra gli ospiti di Ferdinando Avarino a Ring. Sentite come definisce il premier Giuseppe Conte. Oggi diciamo che Conte sta facendo la figura del liquidatore degli italiani. Oggi, come non mi sembra suoni bene, non sarà sfuggito al nostro conduttore, sarà proclamato l'avvocato degli italiani. Lì la causa l'ha persa, perché se si votava lo mandavano a casa, lo cacciavano, non è che lo mandavano a casa, e quindi l'ha persa. Oggi ha provato a dire che sarà il riformatore di tutti gli italiani. Questo DEF dimostra che sarà il liquidatore, perché siccome non si gioca con le parole di cuneo fiscale, non... Sì, quando Conte arriva e dice taglieremo il cuneo fiscale, abbasseremo le tasse, faremo la lotta all'evasione, faremo investimenti, e queste sono parole, finiscono, l'ho interrotto, l'ho ascoltato, possiamo discutere, però vorrei finire un ragionamento, lei l'ha fatto un attimo fa, 5 minuti fa. Il cuneo fiscale ridotto per i prossimi anni. Posso provare a dire un concetto con i complementi e poi mi risponde? Siccome i fatti sono che questo DEF deve sterilizzare l'IVA, non ci saranno investimenti, è impossibile, devono trovare 30 miliardi, e quindi sarà come sempre in un rapporto deficit-PIL al 2,2. Ricordo a tutti che quel 2,2 rapporto deficit-PIL, a quanto è previsto il PIL? A meno 0,1? Cioè il rapporto deficit-PIL, per fare quei conti al 2,2 scopriamo fra 2 mesi che il PIL di crescita del nostro paese l'anno prossimo, nel 2020, sarà purtroppo 0,1, e invece verrà previsto nei conti dal neo ministro dell'economia magari all'1,7, e Conte dirà no, diciamo al 2,4. Cioè questo purtroppo è un DEF che non porta, e ha ragione e quello che diceva prima mio collega Ostellari, non porta beneficio agli italiani. E poi c'è in queste ore, negli ultimi giorni, anche l'incubo della mannaia dei dazi statunitensi degli Stati Uniti e ovviamente di riflesso sui prodotti made in Veneto, i tantissimi prodotti made in Veneto esportati appunto negli Stati Uniti. Per parlarne solo di uno, il Prosecco, ma c'è anche il formaggio. Nelle ultime ore le due parole del governatore Luca Zaia. Non c'è pace per il Prosecco. Dopo le polemiche sul termine da usare o meno, ora la nuova grana si chiama Donald Trump e i dazi americani. Si parla di tariffe aggiuntive sui prodotti europei per circa 7 miliardi di euro. Tra i prodotti tassati l'agroalimentare italiano, che fa da padrone nel rapporto scambi con gli USA. L'America, solo per dare una cifra, conta per il 9% del totale delle esportazioni mondiali dell'Italia, con un valore intorno ai 4 miliardi e mezzo di euro. Quasi 90 le diverse tipologie esportate, in gran parte dall'agroalimentare. Un vero e proprio colpo basso per questo settore, che vede il Veneto e la Marca in prima fila, sia per la filiera lattiero-casearia con i formaggi, ma soprattutto per il vino. In particolare il Prosecco, che potrebbe avere un notevole contraccolpo, considerando che da gennaio a giugno gli Stati Uniti hanno acquistato il nostro vino per 131,5 milioni di euro, superando come mercato la Gran Bretagna. Chiara quindi la preoccupazione per tutta la regione. Da un lato le sanzioni con la Russia che ci hanno fatto perdere quasi 1 miliardo di export, dall'altro tutto quello che sono i dazi americani, i dazi applicati da un paese amico all'Italia, che è un paese che ha sempre sostenuto gli Stati Uniti, dazi che ci penalizzano in un contesto nel quale non possiamo non dimenticare che l'Italian sounding, cioè i prodotti dell'agroalimentare che vengono venduti come italiani ma non sono italiani, valgono circa 120 miliardi di euro. Perché oltre al danno sulle vendite, i dazi significano aprire il mercato al falso grana padano, al montasio e soprattutto al falso Prosecco. Chiaro quindi il rammarico del governatore del Veneto. Pensare che adesso le partite dei mercati si regolino solo a colpi di dazi, dico che la dice lunga anche sul fatto che questa amicizia è messa in discussione. Presidente che spera in una revisione della lista che distingue i prodotti veneti da quelli colpiti dai dazi in virtù dei buoni rapporti, non solo storici ma attuali, con le basi americane tuttora attive in Veneto. Abbiamo dato sempre ospitalità agli Stati Uniti, che abbiamo un rapporto solido di amicizia con gli Stati Uniti, non capiamo per quale motivo i nostri prodotti devono essere caricati di dazi e quindi vedere sparire il mercato degli Stati Uniti. Non funziona così tra amici, così funziona tra nemici.
Adesso torniamo alla cronaca e parliamo di un'altra croce purtroppo da aggiungere alle tantissime lungo la Romea. L'ultima vittima della strada più pericolosa definita da sempre d'Italia è un 68enne, ci racconta quanto accaduto ieri sera Ilaria Marchiori. Ilaria. Buongiorno da Campagna Lupia, dove ieri sera all'Ova c'è stato un incidente mortale, è successo poco dopo le 20 lungo la Romea, uno scontro frontale che non ha lasciato scampo a un automobilista di Chioggia, un pensionato che avrebbe compiuto a brevissimo 69 anni. La sua auto infatti si è scontrata con un tir che viaggiava nella direzione opposta della strada ai chilometri 107 e 200. Illeso invece l'autista del camion. Secondo le prime ricostruzioni l'auto potrebbe aver invaso la corsia opposta, forse per una distrazione dell'anziano. Sul posto poco dopo sono giunti i carabinieri di Chioggia per i rilievi, mentre i vigili del fuoco sono arrivati da Piove di Sacco e da Mestre, anche con l'autogru. Hanno messo in sicurezza i mezzi e poi estratto l'anziano. Nonostante i soccorsi del personale sanitario, il medico del SUEM 118 non ha però potuto far altro che constatare il decesso dell'uomo. La salma sarà riconsegnata ai familiari. La circolazione lungo la strada è rimasta interrotta per poco più di un'ora perché le operazioni di soccorso verso le 21 non erano ancora terminate e poi il traffico è stato rallentato. Da Campagna Lupia è tutto, restituisco la linea allo studio. Grazie Ilaria Marchiori, poteva essere una tragedia, invece fortunatamente non è stato così, ma il caso è davvero particolare, è un minorenne che ha rubato l'auto al padre e si è schiantato. Ha preso l'auto del padre senza dirglielo e insieme ad altri 2 amici è andato a farsi un giro. Fin qui non ci sarebbe nulla di così particolare se non fosse che in quella vettura c'erano 3 minorenni di 16 e 17 anni, uno di loro alla guida. Una corsa lungo la strada che da Zero Branco porta a Campocroce. All'improvviso il giovane perde il controllo del mezzo che finisce fuori strada. Da quanto ricostruito sembra che l'auto sia finita in un fossato per poi tornare sulla carreggiata fermandosi definitivamente. Del veicolo rimane ben poco, fortunatamente però i 3 ragazzini sono salvi, per loro solo qualche lieve ferita e molta paura. Sul posto arrivano i vigili del fuoco e i sanitari del SUEM che trasportano i 3 al Cafoncello, dove poco dopo arrivano anche i carabinieri che risalgono al proprietario della vettura, il papà del minore al volante. Per l'uomo è scattato il sequestro amministrativo dell'auto e la multa per guida senza patente del figlio. E poi a proposito di incidenti stradali, oggi ricorre la strage di Varago, era il 1 ottobre 1984, 7 giovani vite spezzate, giovani che verranno ricordati con una cerimonia religiosa oggi pomeriggio in chiesa a Macerata. Quando sono arrivata io stavano volando, non ho capito bene cosa, le lamiere che mi stavano venendo addosso per cui ho cercato di schivarle e quando ho frenato poi mi sono trovata davanti 3 ragazzi e la corriera è appena stata aperta. Una roba pietosa, aveva spaccati così, erano 2 bambini anche, di qui che ho visto, no, si vedeva, erano vestiti 14-15 anni. Raccontavano così ai nostri microfoni 2 testimoni di quella che è diventata nella storia della nostra provincia la strage di Varago. Erano passate da poco le 2 del pomeriggio del 1 ottobre 1984 e la Corriere della Siamice stava portando a casa studenti e lavoratori della città. A Varago, direzione Macerata, la strada si fa un po' stretta, soprattutto quando si incrociano 2 mezzi come un camion ed una corriera. È un attimo. Le ruote della destra della motrice escono dall'asfalto trascinando il camion nel fossato. Il cassone trainato per effetto della manovra sporge verso il centro strada. L'angolo sinistro diventa uno spuntone che apre letteralmente la fiancata della corriera in transito. Sono 7 le vite straziate in quei pochi secondi. Barbara Vertieri, Cinzia Ungaro, Fabio Denis, Luisa Trevisi, Michele Tonon, Fiorenzo Vendrame, Mauro Milanese non sono stati dimenticati dalle loro comunità. La legge ha fatto il suo corso, condannando per omicidio colposo i 2 autisti, anche se per le famiglie il rimborso dallo Stato è ancora un discorso lungo. Da quell'incidente è però iniziata in tutta la Marca la discussione sullo stato delle strade in relazione ai veicoli transitanti. C'è una curva che hanno speso tanti soldi ma qui non hanno fatto tirare dritto le cose. Dovevano spendere da qui, fino a lì sono arrivati quei lavori e da qui poi hanno lasciato sospeso. Oggi tutto è diverso qui a Varago. Niente più fossato, curva addolcita, strada allargata, tutti segni di un'attenzione diversa per la sicurezza.
Possiamo dire che un fatto come questo non potrebbe più accadere adesso? Dire che è impossibile no, sicuramente, però è molto molto più improbabile. Oggi le condizioni di sicurezza sono decisamente aumentate, nonostante il traffico sia notevolmente aumentato e i dati lo dicono oltre ogni dubbio, l'incidentalità è calata in 30 anni in maniera impressionante. Pochi istanti di pubblicità, torniamo subito. Rieccoci in studio in diretta, ripartiamo dalla cronaca con la nostra prima edizione e torniamo allora a Vicenza e alle ore successive all'incendio che abbiamo raccontato di ieri pomeriggio in Viale Milano. Notte fuori casa per 10 famiglie del condominio di Viale Milano devastato lunedì pomeriggio da un violento incendio. 18 gli appartamenti interessati dal rogo, sviluppatosi al quarto piano di questo stabile, dove il provvidenziale intervento dei vigili del fuoco ha messo in salvo un residente, ricoverato in ospedale a San Bortolo per accertamenti. Chi è stato costretto a passare la notte fuori casa si è rivolto ad amici e parenti, ma la paura è stata tantissima in questa arteria centrale della città di Vicenza. Sul posto hanno lavorato 12 uomini del comando provinciale dei vigili del fuoco con un funzionario presente. In sopralluogo anche il vice sindaco del comune Matteo Tosetto. Continuano intanto le indagini per stabilire le cause e l'origine delle fiamme. Lasciamo la cronaca e torniamo a Treviso per parlare degli eventi per i 150 anni del Teatro Comunale di Treviso, tante le iniziative per questo compleanno che sancisce anche uno storico ritorno, quello della Filarmonia Veneta, già orchestra del Comunale di Treviso. Mi hanno visto uscire in mutande da questo teatro, adesso ci tornerete magari anche stabilmente. Ma così pare e noi ci contiamo molto. Torna a casa l'orchestra del Teatro Comunale di Treviso. L'occasione dell'annuncio sostanzialmente ufficiale è la presentazione dell'autunno musicale che festeggia i 150 anni dell'allora Teatro Onigo. Come sono distanti gli anni delle proteste culminate con i musicisti in mutande. Il Comunale è diventato del Monaco, ma soprattutto è stato ristrutturato grazie all'intervento di Fondazione Cassamarca. E dall'allora contestato Gentilini, che peraltro non poteva fare nulla se non chiudere il teatro, non a norma, si è passati a un Mario Conte che gongola per aver riportato a casa quella che considera l'orchestra della città. Le porte del Teatro Comunale Mario del Monaco si aprono alla Filarmonia Veneta, ricordo quando se ne erano andati in mutande, oggi tornano in vestiti eleganti e in smoking, quindi io di questo sono soddisfatto. Dopodiché quale sarà la sede ufficiale della Filarmonia Veneta mi interessa meno, non voglio andare in polemica con la città di Rovigo. Perentoria è la risposta del direttore della Filarmonia. La cultura è di tutti, l'orchestra Filarmonia nasce a Treviso e quindi è logico che abbia, come dire, una origine e un attaccamento all'origine che è il teatro di Treviso. E sempre dalla Marca, i 100 anni di nonna Adelaide, una nonna davvero energica che ha spiegato anche il segreto per arrivare a quell'età e ha trasformato la festa di compleanno di domenica in una festa di paese. Famiglia unita ma anche mezzo paese per festeggiare i 100 anni di nonna Adelaide, una donna speciale arrivata al secolo di vita con un'energia e vitalità davvero rari. È lei con l'aiuto dei nipoti ad aver organizzato la festa e lei ad aprire le danze ballando un tango con il figlio. Adelaide Paparotto, Adele per tutti, è nata a Casieri il 29 settembre del 1919, la minore di 8 fratelli. La prima guerra mondiale era appena finita ed erano anni difficili di miseria e di lavoro e questo, confida Adele, è stato il segreto della sua longevità. Qual è il segreto per arrivare a questa età? Menare carriere di melca. Sorride Adele, che nella vita ha davvero lavorato tanto, anche dopo sposata con l'amato Ettore, quando andava da Villorba a Treviso a far mastee. Lavorare. Cosa vuoi che ti dica? Mi deve lavorare tanto e volentieri a lavorare, perché mi piace lavorare. Si è sempre rimboccata le maniche Adele, ma ha trovato anche il tempo per divertirsi e questo è uno tra i ricordi più belli. Che naimo baiarmi e mio marito. Una lunga vita, allietata da 3 figli, 6 nipoti, 6 pronipoti. Per festeggiarla sono venuti parenti anche dal Venezuela.
Adele ha energia da vendere, vive da sola, fa i lavori a casa e a mezzogiorno prepara ancora il pranzo al figlio. Questa assunta risotto, che buono sto risotto, il faiù, che buono. Ma toccati pronto, va, mica diceva, ma che c'è da farsi a parità. Tanti ricordi, molti legati ai tempi difficili della guerra. Ho fatto 4-5 chilometri, natome, ai pan, coi tessere. E suonavo con una bicicletta, coi rode di strasse dentro sul copertone. Alla sua festa, nonna Adele ha voluto la banda del paese e tra tutte le musiche ha scelto questa. La vita è bella. Complimenti a nonna Adelaide, o meglio nonna Adele come la chiamano tutti, complimenti per l'energia. Siamo in chiusura, ore 13 fra pochissimo per parlare di sanità, come sempre ogni martedì ore 13 dedicata alla sanità, e poi questa sera 20:10 avremo in studio Roberto Padrin, sindaco di Longarone, nonché presidente della provincia di Belluno, e Gianangelo Bellatti, presidente di Longarone Fiere. E adesso le previsioni del tempo, grazie per averci seguito, arrivederci. Bentrovati al meteo. Il mese di ottobre inizia all'insegna della variabilità. Una perturbazione si avvicina al nostro territorio e martedì ne avremo le prime avvisaglie. Ma vediamo la situazione nel dettaglio. Sul Veneto cielo piuttosto nuvoloso dappertutto. Al mattino si manterrà ancora asciutto, dal pomeriggio nuvolosità più diffusa e compatta con piogge sparse, tuttavia più frequenti sulle zone centro-settentrionali della regione, più occasionali invece su quelle meridionali. Temperature stazionarie minime tra i 15 e i 19 gradi, massime comprese invece tra 21 e 25 gradi circa. Situazione simile anche sul Friuli Venezia Giulia, con molte nubi fin dal mattino e con qualche piovasco a carattere sparso. In nottata però peggiorerà un po' su tutti i settori. Temperature invariate minime tra 16 e 20 gradi, massime oscillanti invece tra i 22 e i 23 gradi. Uno sguardo infine al Trentino Alto Adige, dove avremo locali acquazzoni sui settori meridionali della nostra regione, sarà invece più asciutto e soleggiato altrove. Temperature minime sui 15 gradi, massime sui 24 gradi. Bene, dal meteo di Antenna 3 per ora è tutto, grazie per l'attenzione, arrivederci.